Assessore Corazzari, ieri a Chioggia la prima giornata degli Stati Generali della Pesca 2022, un suo commento. Sicuramente si è avviato un confronto, è stata l'occasione per distribuire il libro bianco della pesca realizzato da The European House of Ambrosetti, che direi dà un contributo anche in termini di conoscenza e di dati scientifici su quello che è lo stato della pesca e dell'acquacoltura in Veneto. L'introduzione dei contenuti della Carta Ittica del Veneto, che è un documento di programmazione molto importante che andrà a individuare tutto quello che è la gestione delle nostre lagune, delle acque interne, e che quindi è molto atteso dal mondo della pesca, e direi che si sono poste le basi per un lavoro fruttuoso. Oggi proseguiamo parlando qui a Pila del tema della sostenibilità, che rappresenta una delle sfide importanti del futuro, sostenibilità che dal nostro punto di vista deve essere interpretata non solo dal punto di vista ambientale, ma prima ancora dal punto di vista economico e sociale, ben comprendendo l'importanza che il settore, il comparto della pesca e tutta la filiera hanno da un punto di vista occupazionale e economico. L'obiettivo è quello di far sì che i nostri pescatori possano guardare con fiducia al futuro e che sia garantito loro la continuità del lavoro e il reddito. Quello che si è notato ieri è appunto a Chioggia una grande sintonia da parte di tutti gli attori di questo tavolo di confronto. Sicuramente non è mai mancato il confronto, ma non è mai mancata la volontà di collaborazione anche in termini di proposta con il mondo delle associazioni di categoria, dei sindacati e di tutti i portatori di interesse. Questo penso sia un metodo positivo che possa produrre dei risultati che rafforza il comparto e rafforza anche noi come istituzioni quando andiamo a confrontarci sui tavoli nazionali ed europei.